Pensiero del giorno. Domenica 26 gennaio. Dedicare tempo agli altri. Usate bene i vari doni di Dio. Ciascuno metta a servizio degli altri la grazia particolare che ha ricevuto. Prima lettera di San Pietro, capitolo 4, versetto 10. Hai mai pensato di mettere a disposizione degli altri qualche ora alla settimana per insegnare a chi non sa studiare o non ha i mezzi per farlo? Hai un cuore particolarmente generoso e non ti è mai venuto in mente di usare questa forza sana per aiutare i poveri e gli emarginati e per riportare nel cuore delle persone il senso della dignità umana? Hai qualità speciali per confortare o per fare le pulizie di casa o per cucinare o per fare vestiti utili con poco o per fare lavori manuali? Guardati attorno e vedi chi ha bisogno di te. Provo dolore quando vedo che c'è gente che cerca e insegna come riempire il tempo libero. Non abbiamo noi cristiani tempo libero finché ci sarà sulla terra un ammalato, un affamato, un carcerato, un ignorante, un dubbioso, uno triste, un drogato, un handicappato, un orfano, una vedova. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita, gennaio 1979. Parola di vita. Gennaio 2025. Credi tu questo? Giovanni 11:26.